Purtroppo la società poi segue anche le mode. Nel momento in cui il cane che è bisognoso del canile ci interessa meno rispetto ad un cane che abbia una determinata razza, ovviamente ciascuno di noi vuole quella tipologia con pedigree eccetera e lo vuole al minor costo possibile. Andandolo a prendere in un allevamento italiano ciò non sarebbe possibile, perché secondo me le leggi in Italia sono le migliori. Che poi vengano applicate o non applicate, questo è un altro discorso, ma noi in Italia le leggi ce le abbiamo. E i controlli normalmente vengono fatti, e nella maggior parte dei casi, mi vanto di dirlo, vengono fatti bene. Ma nel momento in cui io acquisto un cane tramite una serie di messaggi che trovo su subito.it, mi arriva nel parcheggio del supermercato attraverso una serie di intermediari e con documenti che lasciano il tempo che trovano e che non vengono comunque visionati da un veterinario, non mi sorge neanche il sospetto sulla legalità o meno di quel cane. E su questo appunto io vorrei tra l'altro soffermarmi, nel senso che da questo punto di vista siamo anche tutti noi che dobbiamo reagire sotto questo profilo. Fondamentale in tutte le attività su strada che abbiamo fatto per contrastare il traffico su ruota anche degli animali è stato l'apporto dei veterinari, che ci hanno aiutato appunto a valutare la congruità della documentazione che arrivava, la congruità dell'età dell'animale. Spesso mi ricordo i veterinari che guardavano i denti di questi cani per capire se avevano 60-90 giorni, il fatto se l'allevamento da cui provenivano era salubre o no, quanti animali venivano trasportati, se 5 più di 5, e questo è sinonimo appunto di una coesione, per quanto nella mia esperienza, tra noi e i medici veterinari che ci aiutano sul territorio. Da questo tipo di traffici ovviamente le nostre indagini si allargano, perché nel momento in cui io faccio un traffico di cani piuttosto che un traffico di cavalli che non dovrebbero essere macellati, piuttosto che un commercio di specie protette, io ho necessità di avere certificati falsi, quindi qualcuno che me li faccia, ho necessità di avere del denaro e quindi qualcuno che me lo dia, ho necessità di riciclare il denaro che ottengo, ho necessità di vincere la concorrenza con minaccia, concussione, corruzione, e quindi mi trovo di fronte ad organizzazioni criminali tali e quali a quelli che operano in qualsiasi altro settore economico.